Piero Ruzzante, tra le proposte del Partito Democratico c'è anche quella di introdurre dal 2012 il biglietto unico, ovvero una modalità di bigliettazione che dovrebbe favorire l'utenza accorpando i servizi di trasporto bus più treni. C'è in generale la richiesta del PD anche di mettere in campo un piano strategico. Insomma, tante tra virgolette ricette per un settore che è in profonda crisi. Sì, è quello che manca alla nostra regione, non solo nel campo del trasporto pubblico purtroppo, ma un po' complessivamente. Manca un piano strategico, una visione d'insieme, una visual verso il Veneto del futuro, il Veneto del 2020. Questo è quello che manca alla Giunta Zaia, lo abbiamo detto a più riprese. L'idea del biglietto unico, che è già stato realizzato in tantissime regioni, non è che è una cosa innovativa, cioè in tantissime regioni d'Italia è già una realtà, ha rappresentato una riduzione dei costi, un favorire l'uso del mezzo pubblico, perché se uno deve prendere un treno, poi un autobus, poi magari il tram, con un biglietto unico può effettuare tre servizi e 3 cambi di mezzo. Rappresenta un elemento importante per aiutare la gente, sensibilizzare la gente all'uso del mezzo pubblico. Ma ci vuole una visione da questo punto di vista, una visione che ritiene il trasporto pubblico locale come uno degli elementi strategici per il Veneto del futuro. La Giunta Zaia, lasciando a piedi migliaia e migliaia di cittadini veneti, tagliando le corse dei treni, tagliando le corse dei bus, tagliando le corse dei pullman, quelli diciamo che vanno verso le zone periferiche della provincia, ottiene un solo risultato, che molta più gente utilizzerà il mezzo privato. Questo significa più traffico, significa più inquinamento, più smog, significa una situazione più caotica all'interno delle nostre città. Ecco, in tutto questo manca la visione strategica da parte della Giunta Zaia, o meglio è una visione che è contraria, opposta rispetto a quella che il Partito Democratico ha proposto. Quindi un piano strategico che rilanci l'uso della rotaia come mezzo prioritario, rilanci il sistema metropolitano ferroviario regionale. Anche da questo punto di vista il Veneto è ultimo nel nord Italia, perché è l'unica regione che non ha realizzato il sistema metropolitano ferroviario regionale. Noi crediamo che questa sia la strada vincente, una strada innovativa, quindi biglietti unici, quindi integrazione tra il trasporto per esempio nelle città e nelle periferie urbane e nelle province, il sistema di integrazione tra rotaia e gomma, il sistema di integrazione che ci consenta di realizzare più tram nelle nostre città. A Padova è stato uno dei progetti che ha cambiato il volto della città, tenendo fuori dai centri storici migliaia e migliaia di auto che vengono parcheggiate ai punti estremi della città, rendendo la città molto più vivibile, più bella, e il trasporto è molto più rapido. E non a caso il tram è un servizio che è inattivo dal punto di vista economico, perché viene considerato un mezzo rapido, veloce, efficace e anche diciamo moderno, quindi la gente ci sale volentieri, ha ripiani ribassati, quindi anche le persone anziane possono montarci. Manca veramente questa visione da parte della Lega e del PDL, siamo l'unica regione del nord che ha un taglio di queste dimensioni contro il trasporto pubblico, tutte le altre regioni del nord non hanno una situazione analoga, quindi biglietti più chiari, meno servizi, meno treni, meno autobus. Decisamente Zaia ci lascia a piedi, ha lasciato a piedi il Veneto, le tante promesse fatte in campagna elettorale si sono rivelate essere semplici balle della passata campagna elettorale che non si traducono in fatti.